Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano con le previsioni sibille interattive dal 29 giugno al 5 luglio. Lo so, vi sono mancato un attimino perché sono stato via per studi esoterici con Hildegarda, abbiamo fatto un comeback di 10 giorni tanto per attivare di più le nostre forze eteriche, le nostre conoscenze esoteriche. Abbiamo fatto dei seminari di studi di concentrazione. Però detto questo, il vostro Marietto chiaramente è ritornato con queste sibille interattive per voi, e anche oggi voglio dare un piccolo assaggio della settimana entrante. Però prima di tutto vi voglio ricordare che da settembre in avanti molto probabilmente avremo le sibille interattive trash del vostro Marietto, che sarà una cosa un po' giocosa che si svolgerà molto probabilmente la mattina verso le 10, in cui per mezz'oretta il vostro Marietto farà lavorare le nostre 52 sibille, che vi ricordo sono 52 anime. Però prima di, come si suol dire, prima di aspettare questo evento delle sibille trash del vostro Marietto, partiamo subito a dirvi di iscrivervi al canale di Hildegarda Marietto Veneziano se non l'avete ancora fatto. I link sono sotto qui in descrizione, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e Telegram, dove lo sapete ormai dalle 20:30 ogni lunedì Hildegarda Marietto Veneziano qua Devati da Midas tengono un percorso esoterico. Se volete lasciare un commento qui sotto nella descrizione, anche un super like, il vostro Marietto contento. Vi ricordo anche che alle 21:30 Hildegarda ogni lunedì ha le sibille gratuite. Invece il vostro Marietto c'è il mercoledì alle 20:30 sul canale YouTube, e anche al sabato, sempre coadiuvato da Hildegarda, il sabato alle 4, quindi praticamente domani alle 4 il vostro Marietto alle 16 qui con Hildegarda nel suo canale per le sibille interattive e chiaramente pendolino. Ma detto questo, iniziamo subito a mischiare le nostre bellissime sibille interattive. Vi ricordo chiaramente di non contattarmi in PVT se non è per consulti professionali, a pagamento 20 euro 45 minuti. Bene, facciamo i nostri 3 mazzetti. Primo mazzetto, secondo mazzetto, terzo mazzetto. Concentriamoci bene sui 3 mazzetti per le previsioni sia di cuore che a livello materiale dal 29 giugno al 5 luglio. Mazzetto numero 1, mazzetto numero 2, mazzetto numero 3. Eventualmente, se volete anche bloccare il video per concentrarvi, entrare in sintonia col vostro mazzetto, 1, 2, 3. Partiamo col mazzetto numero 1. Vediamo cosa ci dicono le sibille interattive. Costanza, disgrazia, donna maritata, amore e domestico. Ripeto bene: costanza, disgrazia, donna maritata, amore e domestico. Qui vediamo che sarà una settimana con una partenza un pochettino tutto fuoco e fiamme, vedete, disgrazia, quindi ci sarà qualcosa che vi frenerà verso il 29-30, ci sarà un piccolo scivolone, perché voi state sicuramente facendo un lavoro grande su voi stessi, e qui vedo che c'è praticamente un attimino un freno, sia se di cuore non preoccupatevi, perché poi avrete sul finale della settimana qualcosa di positivo che verrà, come si suol dire, aiutato da qualche personaggio. Comunque niente di pericoloso, perché vedete a metà settimana donna maritata, che sotto c'è perfino di gelosia, ma vuol dire anche stabilità, forza, coraggio, vuol dire anche molte belle cose, perché poi se è seguita da amore e domestico, io direi che la settimana parte un attimino anche a livello materiale un pochettino impegnativa, e poi sul rush finale, se è amore o denaro, molto probabilmente avrete il vento dalla vostra. Quindi una settimana, i primi 2 o 3 giorni un pochettino a rischio, e dopo praticamente con amore domestico e donna maritata dovreste portare il fieno in cascina, come si suol dire, o i remi in barca. Quindi dovrebbe essere una settimana altalenante, con una partenza un po' scoppiettante, ma sul finale vedrete dei risultati interessanti. E questo è il mazzetto numero 1 delle sibille interattive del vostro Marietto Veneziano. Vediamo il mazzetto numero 2, perché ho scelto il mazzetto numero 2. Militare, sospiri, vedovo, vecchia signora e morte.
Insomma, è una stesa un pochettino da cardiopalma, mi raccomando, correte chi ha scelto mazzetto numero 2, correte a prendere cardiospirine, perché qui sarà veramente una cosa tosta, è una settimana che vi sta aspettando e di quelle importanti, perché vedete già militare, quindi qualsiasi cosa, voi molto probabilmente avete dei segreti che vi fanno sospirare e vedete che c'è un rimpianto, una solitudine, quindi cercherete di raddrizzare verso la fine della settimana, ma ci sarà un cambiamento importante, un taglio netto, perché vedete, vedo un cambiamento di morte e militare, insomma è una settimana da giubbetto antiproiettile, cardiospirina e anche altro che il Covid, qui c'è proprio di tutto e di più alla Dario Argento, quindi mi raccomando, state sull'attenti, avrete sicuramente un aiuto da una vecchia signora, da una persona importante che vi cercherà di aiutare, perché vedo che la settimana sarà piena di segreti, voi sospirerete perché chiaramente una partenza così importante è un finale che è da cardiopalma, quindi chi ha scelto mazzetto numero 2, giubbetto antiproiettile, cardioaspirina e assicurazione sulla vita, perché o camera privata in ospedale, perché è una settimana che sarà molto importante, molto come si suol dire impegnativa. Vediamo la stesa numero 3, amatrice, pensiero, casa, superbia e gran consolazione. Invece, per chi ha scelto il mazzetto numero 3, direi che la situazione è veramente, come si suol dire, positiva. Voi state aspettando qualcuno o qualcosa, siete un attimino, come si suol dire, in pensiero, però vedo che c'è casa. Casa è intimità, consolazione, anche riservatezza, sostenibilità, importanza, sicurezza, insomma tutto quello che è positivo, no? Quindi la matrice è qualcuno che guarda indietro, sta aspettando qualcosa di positivo, almeno sempre nella sua visione e pensiero, però da metà settimana vedo grande, come si suol dire, fortuna in un certo senso, perché c'è seguita la superbia, che la ruota del pavone in questo caso qui rinforza il messaggio della casa, e gran consolazione, alla fine avrete anche dei grandi, come si dice, un dono, in un certo senso un onore, una soddisfazione del vostro progetto che avete iniziato, sia di cuore che di, come si suol dire, di lavoro. E quindi chi ha scelto la stessa numero 3, direi che anche se all'inizio della settimana verso 29, 30 è un pochettino pensieroso, alla fine sicuramente la situazione volgerà a suo vantaggio e avrà sicuramente qualche soddisfazione, anche perché superbia che anticipa gran consolazione vuol dire, e superbia che segue casa vuol dire che c'è ricchezza, vuol dire che c'è forza, vuol dire che c'è importanza in quello che ha fatto. Quindi chi ha scelto la stessa numero 3 molto probabilmente avrà delle soddisfazioni verso il 3, 4 o 5 luglio. Bene cari amici, le sibille interattive del vostro Marietto Veneziano sono finite qui, vi ringrazio di avermi seguito, vi ricordo che da settembre inizieranno le sibille interattive trash del vostro Marietto, che saranno delle sibille un pochettino sulle falsarighe del trash, cioè sono prese un pochettino come gioco, non come una cosa seria, però saranno anche interessanti per chi si vorrà mettere, come si suol dire, in gioco a fare le domande al vostro Marietto Veneziano. Dureranno solo mezz'ora e sono praticamente fatte la mattina 2 volte alla settimana. Questo è il nostro progetto di Garda e Marietto Veneziano. Bene cari amici, detto questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Garda Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche Telegram. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!